I commercianti sperano di vendere, gli acquirenti sperano di risparmiare, gli uni come gli altri sperano di fare affari. I saldi hanno preso il via. Le botteghe, ma non solo queste dei saldi, hanno bisogno di interventi strutturali, in maniera particolare in montagna. I saldi sono un qualche cosa, ma tutto sommato i saldi ci sono tutto l'anno. O c'è il venerdì di saldi, oppure c'è lo sbaracco, c'è qualche cosa che si muove e sicuramente ci saranno degli acquisti, ma il problema poi è a monte, è tutto l'anno che noi dobbiamo guardare. E poi la possibilità che i nostri clienti hanno di spendere. Sconti, a dire il vero, ce ne sono tutto l'anno, dai Black Friday al bellunese sbaracco. C'è poi il dato che dice che il Veneto è la regione dove si compra di più online. Beh, anche questa online è uno dei problemi. Stesse regole, stesso mercato, stesse regole. E non è possibile che a volte grandi gruppi dell'online non paghino le tasse come le pagano i miei associati. È un qualche cosa che è profondamente ingiusto.